Tenabulaste, ma come un uccello auto pengiele, sperso per dentro le moriune, come se avesse voluto parare ranene. E raccontave che una raneneta ci zoppa un guardo a così all'intrasatta come una malattia. Ma tu non eri un assaguatore, ma una ucedda che ancora ci avesse voluto portare lo cibo, e ghen ce la vozza, dall'unito a noi figlie, con le penne bianche oramai, e le scedde malepatute, che la età corre pure per noi, come una rota caruclea, a scapezza guardo per la discesa, e la vita è bella solo perché se può ancora contare. Nota: mia madre, Maria Antonia Del Vecchio, contadina ortolana, cantatrice arcaica e biblioteca vivente di Contrada, Cesine, Frascino e Costa della Menola di Montecalvo Rippina Avellino, nacque il 1° ottobre 1922 come quinta figlia di Fedele, che aveva 47 anni, e di Libera d'Agostino, che ne aveva 42, e ci lasciò il 24 luglio 2011.